Amici ed amiche del grande calcio dilettantistico in ascolto, buonasera e ben ritrovati da Claudio Costanzo dal Franco Scoglio di Messina, pronto a raccontarvi lo spettacolo del campionato di eccellenza siciliana. Per la sesta giornata del girone B si sono affrontate Pistunina e Real Aci, padroni di casa che cercano ancora il primo sussulto in campionato, e di fronte hanno il fanalino di coda Real Aci. Dovrà fare a meno di 6 uomini, mister Raciti tra infortuni e squalifiche, e andrà a comporre il suo Pistunina con Vitale tra i pali, il neoacquisto Napoli a fare coppia difensiva con Caldore. Sugli esterni agiscono Keita, che arretra nella linea difensiva, e Scarfi a far da schermo davanti alla difesa in coppia con Ardiri. C'è Ghiorio, Silla, Lo Giudice e Minissale sono la linea di trequartisti ad agire dietro l'unica punta carte. Risponde all'altro lato per il Real Aci mister Seminara con Nicotra tra i pali, 2 Mammone, 3 Di Nicolò, 4 Mazzamuto, 5 Bisicchia, 6 Tornatore, 7 Grazioso, 8 Patanè, 9 Finocchiaro, 10 Costa e 11 Ambra. Con l'ausilio delle immagini a cura del nostro Andrea Stagni, come al solito abbiamo scoperto di tutti i protagonisti di questa sfida, quando possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco col primo tentativo del Pistunina, con questo mancino di Ardiri che raccoglie il pallone corto lasciato lì dalla retroguardia del Real Aci. Il suo mancino però termina largo e lo stesso Ardiri a scucchiaiare dopo 9 minuti questo pallone dentro, sul quale stacca Cartey prima di tutti, più in alto di tutti, cuore nero Cartey, secondo gol consecutivo dopo 9 minuti, porta in vantaggio in Pistunina, e perentorio il suo stacco di testa a firmare il gol dell'1-0 per i rossoneri, che continua ad attaccare qui con Silla, che è bravo a mettere giù il pallone, lo addomestica, poi si avventura in un dribbling, poi il suo destro termina al lato, qui riesce a rubare il pallone ad Ardiri, numero 9 del Real Aci, Finocchiaro, e lo stesso Ardiri però a contrarre il suo tiro dagli sviluppi del calcio d'angolo seguente, e Costa a svettare di testa in bocca a Vitale. Si riaccende però dall'altro lato il Pistunina con Lo Giudice che mette dentro per Minissale. Arriva però prima sul pallone l'estremo difensore Nicotra, e lo stesso Minissale che salta un avversario, va col mancino a giro, finisce in curva il suo tentativo per la disperazione del numero 9 rossonero. Prova a riaffacciarsi in avanti il Real Aci con questo tentativo di cross di Mammone, che per poco non sorprende Vitale. Qui un Real Aci che non è riuscito a pungere più di tanto la retroguardia rossonera. Sarà questo calcio di punizione l'ultimo tentativo della prima frazione di gioco. Infatti dal rinvio di Vitale seguente l'arbitro guarda il cronometro e manderà le squadre negli spogliatoi col suo duplice fischio. È Prezioso Cartey fin qui a decidere la gara col suo stacco di testa dopo 9 minuti, quando le due formazioni torneranno in campo. Stessi 22, Pistunina che ora attacca da sinistra verso destra e continuerà a macinare il gioco, anche se la prima occasione è di marca ospite, con questo tentativo dalla distanza che viene deviato dalla retroguardia del Pistunina. Riesce comunque Vitale, sporcandosi forse per la prima volta i guantoni, a mandare la palla in out. Dall'altro lato è Cartey a saltare ancora una volta più in alto di tutti, non riesce però questa volta a trovare la porta. Intanto arrivano i primi cambi con Fonti che prende il posto di Ardiri e Sagli bene quello di Minissale. Qui ancora Cartey galvanizzato al gol, ci prova dalla distanza, questa volta però è centrale e debole il suo tentativo. Dopo pochi minuti lo stesso numero 18 rossonero verrà servito proprio al limite dell'area di rigore dal neoentrato Sagli bene, addomestica il pallone, scaglia il destro, sul quale però è reattivo Nicotra a mandare in corner. Un ottimo Prezioso Cartey comunque in questa gara fin qui, quando il Pistunina continua ad attaccare ancora con Sagli bene che mette giù il pallone, rientra sul mancino, prova a tirare, viene contrato da un difensore avversario, ma ora è un grande Pistunina totalmente padrone del campo e del gioco. Dal calcio d'angolo che ne consegue alleggerisce la difesa ospite, arriva prima di tutti sul pallone Caldoro che scodella dentro per Lo Giudice, stoppa e calcia sotto le gambe di Nicotra al 69esimo, e Damiano Lo Giudice con il numero 10 a firmare il gol del 2-0 per il Pistunina. Trafigge così Nicotra, scacciando via paure e incubi per questa squadra che sembra essere rinata dopo un avvio di campionato singhiozzante. La timida reazione del Real Aci è affidata a questo destro dalla distanza, quando arriva un altro cambio per mister Raciti. Ecco Lucci a prendere il posto di Cartey,
che ha siglato il gol dell'1-0, il secondo per lui consecutivo in campionato. Un calciatore ritrovato per la formazione del presidente Velardo. Intanto un altro calcio di punizione, ci prova Chiorio sulla ribattuta corta, il più lesto di tutti è Silla che calcia però il pallone in curva, poi Sayin bene, vince un contrasto, recupera il pallone, via lo giudice, accelerazione, perentoria e batte Nicotra per la seconda volta, la terza per quest'oggi. Al 76esimo 3-0 Pistulina che chiude definitivamente la gara con questa accelerazione terrificante di Damiano Lo Giudice, che va a prendersi gli abbracci del proprio allenatore e di tutti i compagni di squadra. Partita ora in cassaforte, girandola di Cambi che vede coinvolta anche Giuseppe Sergi che fa il suo ingresso in campo. Realaci che ci prova comunque con l'orgoglio a riaffacciarsi dalle parti di Vitale, che anche qui non deve compiere grossi interventi per allontanare il pericolo. Si sporcherà i guantoni il numero 1 del Pistulina sul tentativo successivo da calcio di punizione di Costa. E lesto il numero 1 di Mister Raciti a mandare il pallone in corner. Riuscirà comunque a trovare il gol della bandiera la formazione ospite proprio col numero 10, con questo tocco morbido di Mancino sulla verticalizzazione direttamente dalla propria retroguardia. Nei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara c'è spazio anche per questo destro terrificante di Fonti che da 30 metri colpisce un legno clamoroso. Standing ovation anche per Damiano Lo Giudice, autore di una doppietta, man of the match quest'oggi, quando c'è ancora spazio per Sayin bene per rientrare sul mancino, calciare alto sulla porta di Nicotra. L'ultima emozione della gara è affidata al calcio d'angolo del Realaci, dal quale non ne consegue nulla, solo il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine dei giochi. Finisce 3-1 al Francoscoglio di Messina, il Pistulina porta a casa i 3 punti, sale a quota 5 in classifica. E allora da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana.